Santo Padre, questa sera il nostro primo sguardo, colmo di affetto filiale, va a lei, che accompagniamo con la preghiera, specialmente in questo tempo di attesa che conduce al Natale. Il Signore che viene a visitarci, il Principe della vera pace, la sostenga nella sua missione. La nostra gratitudine è per il maestro Riccardo Muti, per la straordinaria esecuzione che ha voluto offrirci, dirigendo i musicisti dell'orchestra giovanile Luigi Cherubini e il coro della cattedrale di Siena Guido Chigi Saracini. Attraverso le loro mani e le loro voci abbiamo ascoltato la messa per l'incoronazione di Carlo X, scritta da Luigi Cherubini nel 1825. Questa composizione, pur legata ad una precisa occasione storica, diversa e distante da noi, non rimane prigioniera della circostanza. Non intende infatti celebrare la precaria e contraddittoria grandezza umana, ma la orienta verso l'unica signoria che non conosce tramonto, quella di Dio. La lettura magistrale del maestro Muti ha restituito a questa messa la sua natura più profonda, non semplice partitura per un cerimoniale di corte, ma accurata preghiera, ascesa spirituale, respiro che accompagna l'anima fino alla soglia del mistero. Tra i doni più preziosi della serata c'è il protagonismo dei giovani musicisti. Vederli suonare con competenza, disciplina e passione è un segno eloquente. Mentre celebriamo ciò che la musica può offrire ai giovani attraverso l'educazione e la formazione, non possiamo ignorare la realtà drammatica del mondo. Più di 60 milioni di bambini non possono andare a scuola. I più di 160 milioni non hanno accesso all'istruzione secondaria. Questi numeri sono ferite aperte, attese, talenti, frammenti di futuro che rischiano di spegnersi. È a loro che stasera il concerto dà voce, un appello e un invito all'azione affinché ogni bambino possa studiare. La bellezza non cancella le oscurità del mondo, ma le illumina e ci offre il coraggio per affrontarle. Proprio per questo vorrei ringraziare la Santità per avere concesso che la raccolta fondi di stasera fosse destinata a sostenere progetti nel campo educativo, che saranno accompagnati dalla Fondazione Gravissimum Educationis. Questa serata, resa possibile anche grazie al sostegno degli sponsor, unisce altresì cultura ed educazione, due sorelle che insieme sanno disegnare nuove mappe di speranza, soprattutto per i più giovani, affinché ciascuno possa scoprire la propria vocazione, la propria dignità e il dono che rappresenta per il mondo. La grazia del Natale di Gesù Cristo che ci apprestiamo a celebrare sia per tutti occasione di autentica bellezza e fonte di rinnovata speranza. Grazie. Santo Padre, quando a nome della nostra Fondazione
Joseph Ratzinger, Benedetto XVI, le abbiamo proposto di conferire il premio Ratzinger al maestro Riccardo Muti e di farlo lei stessa in occasione di questo splendido concerto da lui diretto in suo onore. Lei ci ha risposto affermativamente con grande prontezza e cordialità. Le siamo molto grati, come siamo grati al maestro Muti di aver gradito e accettato altrettanto prontamente il premio. Questo premio è stato istituito come riconoscimento di altissimi meriti culturali conseguiti nel campo del pensiero e dell'arte, frutto di un impegno instancabile nel segno e nella promozione dei valori fondamentali dello spirito. Non vi è dubbio che la vita e l'opera del maestro Riccardo Muti ne siano testimonianza eminente e universalmente riconosciuta. La profondità della sua interpretazione della musica sacra e religiosamente ispirata continua a nutrire e ad elevare il rapporto fra l'arte della musica e la fede e la Chiesa. La reciproca stima e sintonia fra il maestro Muti e il Papa Benedetto XVI, espressa anche nei loro incontri personali, rende del tutto appropriato e in certo senso doveroso attribuire al maestro il riconoscimento che porta il nome del Papa teologo e musicista. La prego quindi, Santo Padre, di attribuire al maestro Muti il diploma del premio Ratzinger 2025. E adesso è il momento più difficile della serata, perché naturalmente dopo i vostri discorsi, dopo questa esecuzione di questi giovani dell'Orchestra Cherubini e del Coro di Siena, Io, Santità, dal primo momento, da quando lei ha cominciato ad esternare le sue idee, i suoi propositi, l'ho amata. Sì, è vero. Poi lei ha scelto un nome straordinario, Leone. Io sono del segno del Leone, quindi questo forse in qualche modo ci accomuna. Poi ci accomuna la città di Chicago. Lei, tutti sanno più o meno che io sono stato per molti anni direttore direttore musicale dell'Orchestra di Chicago, che è la sua città natale. E sono felice che tra tanti vescovi, cardinali, monsignori che sono qui, io non è per così partigianeria, voglio fare un saluto affettuoso al cardinale di Chicago, il cardinale Kupic. Pensi, Santità, che quando io ho eseguito nella cattedrale di Chicago le ultime 7 esclamazioni di Cristo sulla croce di Haydn, il cardinale ha commentato ogni sonata che porta le ultime frasi di Cristo. Ora, io voglio dire che il mio rapporto con Benedetto XVI ovviamente è stato un rapporto di un cattolico
fervente verso un grande Papa, un grande teologo. E sono felice che lei sia qui. L'ultimo incontro con il Papa è stato quando lei mi telefonò, padre Georg, e mi disse: il pontefice vorrebbe salutarla. E perché gli stavano leggendo, perché la sua vista era molto flebile, molto labile, e stava leggendo un mio scritto, cioè L'infinito tra le note, che non sono parole mie, io non arrivo a questa profondità, sono parole di Mozart. Tra una nota e l'altra, ragazzi, come voi sapete, tra una nota e l'altra c'è l'infinito, cioè il mistero. Ecco, quello io cerco di... non è il fatto di sbracciarsi sul podio, di fare... di cercare nella musica quello che Dante nel Paradiso chiama rapimento e non comprensione. E l'ultima frase, quando io stavo lasciando con mia moglie la sala, quella stanza molto modesta in cui il Papa emerito viveva gli ultimi giorni, siccome parlammo molto di Mozart, io ritengo Mozart una delle espressioni tangibili dell'esistenza di Dio. Assolutamente. E parlammo un po', siccome sono un po' polemico qualche volta, è vero, Cardinale Ravasi, è vero, sono un po' polemico, e allora parlammo di tutte queste regie che certe volte infangano questo tessuto straordinario divino di Mozart. E l'ultima frase del Papa, mentre io andavo via guardandomi, perché parlammo non molto, però ci intendemmo attraverso gli sguardi, l'ultima frase che io porterò fino alla fine dei miei giorni, guardandomi con quegli occhi celesti, chiari, mi disse: lasciamolo riposare in pace quel povero Mozart. E questa è la frase che io porterò assolutamente con me. E voglio concludere, dal momento che vedo il mio amico Cardinale Ravasi qui, che una volta mi ricordò quello che Cassiodoro disse, una volta rivolgendosi alla popolazione che era continuamente in fermento, in lotta, compiendo crimini, è vero? Disse: attenzione, se continuate così, Dio vi punirà. E come vi punirà? Togliendo a voi la musica. Quindi grazie infinite. Cari fratelli e sorelle, sono molto grato per questo concerto in occasione del Natale del Signore. Sant'Agostino, nel suo Trattato sulla musica, la chiama scientia bene modulandi, collegandola all'arte di guidare il cuore verso Dio. La musica è una via privilegiata per comprendere l'altissima dignità dell'essere umano e per confermarlo nella sua più autentica vocazione. Ringrazio le istituzioni che hanno promosso questa iniziativa, il Dicastero per la Cultura e l'Educazione e la Fondazione Pontificia Gravissimum Educationis, e tutti coloro che in vari modi ne hanno reso possibile la realizzazione. Rivolgo il mio saluto al maestro Riccardo Muti, a cui oggi viene attribuito questo premio Ratzinger, segno di apprezzamento per una vita interamente consacrata alla musica, luogo di disciplina e di rivelazione.
Papa Benedetto XVI amava ricordare che la vera bellezza ferisce, apre il cuore, lo dilata, e nella musica cercava la voce di Dio nell'universo. In questo itinerario di ricerca della bellezza, lei, caro maestro, ha avuto modo di incontrare più volte il cardinale Ratzinger, a cominciare da quando egli frequentava i concerti a Salisburgo, a Monaca di Baviera, poi a Roma. Negli anni successivi, Papa Benedetto partecipò alle sue esecuzioni nell'Aula Paolo VI, dove le consegnò la Gran Croce di San Gregorio Magno. Il premio che oggi riceve è prosecuzione di quel rapporto, di un dialogo aperto al mistero e orientato al bene comune, all'armonia. Questa responsabilità etica dell'arte musicale fu ben illustrata dal mio venerato predecessore, Papa Francesco, che amava la musica e l'ascoltava con gusto spirituale. La musica, disse, dona a chi la coltiva uno sguardo saggio e pacato, con cui più facilmente si superano divisioni e antagonismi, per essere proprio come gli strumenti di un'orchestra o le voci di un coro, in accordo, per vigilare sulle stonature e correggere le dissonanze, che sono pure utili per la dinamica della composizione, purché integrate in un sapiente tessuto armonico. Armonizzare significa tenere insieme differenze che potrebbero scontrarsi, permettendo loro di generare un'unità superiore. Anche il silenzio concorre a questo scopo. Non è assenza, è preparazione, perché in esso si forma la possibilità della parola. Nella pausa affiora la verità. Maestro Muti, il suo modo di interpretare la direzione, arte dell'ascolto e della responsabilità, trova riscontro anche nella sua naturale inclinazione alla formazione. Lo dimostrano il suo legame con i conservatori italiani e la pratica delle prove aperte, offerte come forma di condivisione, dove ogni gesto è un atto di fiducia, un invito più che un comando. Appare così particolarmente coerente l'attribuzione del premio Ratzinger a chi ha saputo custodire ciò che Benedetto XVI ha sempre considerato il cuore dell'arte, la possibilità di far risuonare attraverso la bellezza una scintilla della presenza di Dio. Ringrazio l'Orchestra Giovanile Luigi Cherubini, il cui coinvolgimento ha permesso di dare voce al talento e alla creatività giovanile, e il coro Guido Chigi Saracini della Cattedrale di Siena. Il concerto di questa sera è occasione di sensibilizzazione e impegno in ambito educativo. Nel mondo, infatti, milioni di bambini e bambine sono esclusi da qualsiasi percorso di scolarizzazione. Per questo saluto con speranza la nascita dell'Osservatorio sulla diseguaglianza e l'accesso universale all'educazione, annunciato in occasione del recente Giubileo del mondo educativo. Il Dicastero per la Cultura e l'Educazione sta aggregando attorno a questo progetto quanti hanno a cuore l'educazione dei giovani, a cominciare dalla Galileo Foundation, che ha manifestato la propria adesione attraverso il sostegno a questa serata e ai progetti educativi della Fondazione Gravissimum Educationis. Sorelle e fratelli, nell'imminenza del Santo Natale rinnovo l'invito a perseverare nella preghiera, perché Dio ci faccia dono della pace su tutti voi e su quanti hanno seguito grazie al collegamento televisivo. Invoco di cuore la benedizione del Signore. Grazie.
Dominus vobiscum. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
Da 50 anni Telepace custodisce una promessa: far arrivare il Papa in ogni casa e con lui la voce dei più fragili, la voce dei sofferenti, la voce di Cristo. Oggi queste voci unite insieme gridano la più viva delle parole: pace. Per questo ti chiedo di camminare ancora accanto a noi. Con il tuo dono sincero, piccolo o grande che sia, potrai aiutarci a dare più voce alla pace. Nel 2026 vogliamo aprire ancora di più le nostre ali, come l'abbraccio di Gesù, per portare conforto, speranza e serenità. Grazie alla tua donazione, Telepace potrà davvero far sentire forte la propria voce. A Natale, aiutaci a dare più voce alla pace. Buongiorno a tutti voi cari amici e ben trovati in questo nuovo appuntamento con Focus Presente, l'ultimo della settimana. Tante le notizie in questa edizione, come sempre l'attività del Santo Padre, le parole all'intelligence italiana. Sentiremo anche una breve stralcio della riflessione di Monsignor Pasolini, predicatore della Casa Pontificia, che ha fatto la sua riflessione per il Natale questa mattina davanti proprio a Papa Leone. Ancora parleremo del progetto base coordinato dalla conferenza della San Vincenzo in Italia, Comune di Verona, alcune notizie tra cui il progetto Smile per favorire l'educazione e l'igiene dentale all'interno delle scuole. E ancora il processo di Don Giovanni Nervo, primo direttore di Caritas italiana, e l'apertura della causa diocesana di canonizzazione e beatificazione domani nella cattedrale di Padova. Allora iniziamo parlando appunto delle parole del Papa all'intelligence italiana. Leone riceve i dirigenti e funzionari del sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica. Ringrazia per il lavoro svolto che richiede competenza, trasparenza e riservatezza e ha raccomandato il rispetto della dignità della persona umana e l'etica della comunicazione. Dal Pontefice anche il ricordo di quanti hanno perso la vita in missioni delicate e anche una denuncia. In diversi paesi, ha detto, la Chiesa è vittima di servizi che ne opprimono la libertà. E noi cambiamo argomento, quindi questa mattina in aula Paolo VI, la presenza del Santo Padre, la seconda delle 3 meditazioni d'avvento del predicatore della Casa Pontificia. Il tema è ricostruire la casa del Signore, una Chiesa senza contrapposizioni. L'unità della fede non è uniformità, ha detto, la vera comunione non teme il confronto perché la differenza è la grammatica dell'esistenza. I rischi del pensiero unico all'interno della sua riflessione, dei totalitarismi e dell'omologazione dell'intelligenza artificiale. Sentiamo alcune delle sue parole. Di fronte al progetto di Babele, Dio sceglie di intervenire in un modo sorprendente, lontano sia dalla punizione sia dall'indifferenza. Dio non vuole punire, vuole prevenire una deriva mortale, un processo di decreazione che sta nuovamente minacciando la vita. Cosa significa infatti costruire attraverso l'uniformità? Significa negare le persone nella loro unicità, sacrificare le differenze al progetto comune, abolire l'alterità che rende possibile l'incontro. Come ha detto il Santo Padre, rivolgendosi agli operatori della comunicazione, questo è un mondo segnato dalla confusione di linguaggi senza amore, spesso ideologici o faziosi. Ma un mondo simile non ha niente di divino, è l'antitesi della creazione. Dio crea separando, distinguendo, differenziando la luce dalle tenebre, le acque dalla terra, il giorno dalla notte. La differenza è la grammatica della vita. Quando l'umanità sceglie la via dell'uniformità sta invertendo lo slancio creatore. La confusione delle lingue non è dunque un gesto di distruzione, ma di protezione. Dio non divide per regnare, ma differenzia per consentire alla vita di svilupparsi nuovamente.
E queste alcune delle parole questa mattina rivolte al Santo Padre, ai cardinali, ai sacerdoti presenti in Aula Paolo VI. Cambiamo argomento, andiamo a Milano. Per combattere la povertà è importante fare rete, esattamente come si è prefissato il progetto BASE. L'acronimo consiste in benessere, autonomia, sostegno ed empowerment ed è la proposta promossa dalla Società di San Vincenzo De Paoli in collaborazione con l'ILT Milano, Monza, Brianza e l'Associazione San Martino. È stata presentata questa mattina all'Università di Milano Bicocca e per raccontare appunto i suoi obiettivi dovremmo avere in collegamento Alessandro Ginotta, responsabile dell'ufficio stampa della Federazione Nazionale San Vincenzo De Paoli. Ben trovate, grazie per essere con noi. Grazie a voi. Ecco, allora è stata una mattinata intensa, finita veramente poco fa. Qual è stato, diciamo, l'obiettivo e l'intento, l'origine di questo progetto? Allora, la Società di San Vincenzo De Paoli ha da sempre il ruolo di sentinella, perché proprio la nostra attività, quella di andare nelle case a fare quella che si chiama la visita a domicilio, per cui andare proprio là dove il povero, la persona in difficoltà, l'ammalato vive e andarlo a trovare, ci rende proprio sensibili a scoprire molti casi di difficoltà che magari verrebbero ignorati. Ecco che ci siamo detti, ma perché non unire le forze?